senza batterie. Allora, cosa stai aspettando? Prendi la torcia. Stai attenta a come la usi, però. Non dobbiamo farci vedere. Andiamo. Da questa parte. E ora? Controllo il condotto. Dovrebbe essercene un altro qui intorno. L'ho segnato per non dimenticarmene. Che ne dici di dare un'occhiata? Restiamo qui finché non avrei trovato quel condotto. Axel, è questo. Aspettami, arrivo. Lo sapevo che era qui intorno. Visto? Ci penso io. Forza. Non è una buona idea restare troppo a lungo qui. È così che tutti si spostano qui. Solo chi vuole restare vivo, principessa. Torres, allora è la tua nave, eh? Zitta, ho sentito qualcosa. Sì, ho capito, va bene. Dobbiamo raggiungere gli altri, qualcosa non va. C'è sempre qualcosa che non va. Forza, non lo facciamo innervosire. Seguimi. Che succede? Qualcun altro è stato qui. Tenete gli occhi aperti e le armi pronte. Sparate a chi non riconoscete. Ricevuto. Restate qui, io controllo le scorte. Mi hanno detto di averlo visto. E un po' di persone sono scappate. Se lo vediamo, scappiamo e basta. Che cazzo succede? Il generatore è morto. Cercare un cassone? No, c'è qualcuno. Meglio controllare. Tutti con me. Bel lavoro, Ripley. Da questa parte. Seguimi. Facciamo piano, sono ancora più vicino.
quanto manca. Ci siamo quasi. Veramente poco più avanti. Solo per una nave sicura lì. Sevastopol non è proprio come te l'aspettavi, Ah, è bloccato. Quegli stronzi ci hanno isolati. Ho capito. Dobbiamo attivare le 2 centraline contemporaneamente per aprirlo. Io mi occupo di questa, tu vai a quella dall'altro lato. Ok. Pronta? Al mio 3. 1, 2, 3. Axel, dietro di te. Fanculo! Venite qui, ho trovato il nostro ladruncolo del cazzo. Pensavi di prendere... Cazzo. Andiamo. Gli altri stanno arrivando. Dobbiamo andare! Ora! Ehi, bastardi! Muoviti! Sparategli! È morto. L'hanno ucciso. L'hai ucciso! Perché stava per uccidere me! Mi hai salvato la vita! È questione di sopravvivenza! Lo capisci? Hai sentito? C'è qualcosa. Axel. Ma che roba è? Che cos'era? Cosa? Devo proseguire. Servizio della Sixon Communication Technologies, dei servizi di supporto tecnico e della Terminale
Devi andartene ora. Prendere Claire, il gatto e correre a casa. Dobbiamo trovare un posto sicuro finché la Sixon non manda una nave. Ho visto il tipo giù nell'atrio. Non ricordo come si chiama, quello che ha un odore strano, con il cappello da baseball. Aveva qualcosa nel cappotto, forse un'arma. Ha fatto finta di non vedermi. Non parlare con nessuno, non dire dove stai andando. Ti raggiungo appena posso. Un sintonizzatore per l'accesso.
Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Ok. Proviamola e facciamola fuori. Di qua. Potremmo solo lasciarla. Non avremmo dovuto farlo. So che abbiamo fame, però è davvero sbagliato. Ehi, cos'è stato? Scusate, non era niente. Che cos'era? Ehi! Intruso! Laggiù! Deve funzionare, merda! Vattene! Ehi, venite qui! C'è qualcuno! Sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Ok. Proviamola e facciamola fuori. Di qua! Era il piano di sotto! Aspettate. Ho sentito qualcosa. Abbiamo... Ehi! Laggiù! Ah!
sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati. Forse non vi stava tra le scorte come noi. Vuoi veramente rischiartela così? Ok. Un altro lavoro. Credo sia andata di sotto. Forza! No, non ci vengo laggiù. Ha preso il tuo apparecchio. Venite qui! C'è qualcuno! Un sintonizzatore per l'accesso. Voleva forzare il sistema di sicurezza dell'ascensore. I circuiti sono distrutti, no problem. Devo solo trovare una nuova cellula dati.
cos'era? Lasciate stare, siamo a posto. Ehi! Ehi. Credo sia andata di sotto. Forza! No, non ci vengo laggiù. Ha preso il tuo apparecchio. Non funzionava, saliremo in un altro modo. Siamo qui già da troppo tempo.
La scatola nera. Cosa? Cosa? No! Ok. Resta concentrata. Accesso non autorizzato. Isolamento di sicurezza avviato. Attendere il controllo di sicurezza. Ok, un sintonizzatore funzionante. Ok, proviamo un po'. Ok, proviamo un po'. Appoggio per l'ufficiale Waits. Qui è Porter, il capo, nella sala supporto tecnico. Guarda, non c'è niente in questa scatola nera, Waits. Abbiamo violato non so quanti accordi di riservatezza aziendale e non abbiamo trovato niente, a parte il logo della Weyland Yutani e dei file vuoti. Ora, queste cose sono fatti per durare. Quindi o qualcuno sul Nostromo ha chiesto al computer di bordo Mother di svuotarla, o i dati sono stati danneggiati prima che arrivasse lui. Potrei sapere perché questo compito sarebbe prioritario.
Si prega di registrarsi alla reception. Ehi, mi chiamo Ripley, Amanda Ripley. Mi serve il tuo aiuto. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Ecco perché la Sixon è rimasta indietro.
Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazioni, è urgente. È una zona riservata. È un'emergenza, non vi rendete conto di cosa succede? Apollo ha tutto sotto controllo. La sua registrazione è quasi completa. Lascia stare, troverò la strada da solo. La nostra priorità è il Puoi fidarti dei nostri androidi Z, sempre disponibili, sempre utili, solo per te. I nostri sintetici sono creati per essere semplici, nessuna simulazione emozionale, nessuna qualità reale. Lavorano per te, così che la tua vita possa procedere in assoluta tranquillità. Androidi Z sorprendentemente semplici e semplicemente sorprendenti. È un rilevatore. È stato modificato. Va tutto bene?
Si prega di registrarsi alla reception. Ehi, mi chiamo Ripley, Amanda Ripley. Mi serve il tuo aiuto. Si sieda, prego. Qualcuno la riceverà a breve. Ecco perché il senso ne è indietro. Puoi fidarti dei nostri androidi Z, sempre disponibili, sempre disponibili, sorprendenti. I nostri sintetici sono creati per essere semplici. Nessuna simulazione emozionale, nessuna qualità reale. Lavorano per te, perché la tua vita possa procedere con assoluta tranquillità. Androidi Z, sorprendentemente semplici e semplicemente sorprendenti. Posso aiutarla? Devo raggiungere l'area comunicazione urgente. È una zona riservata. È un'emergenza, non vi rendete conto di cosa succede? Apollo ha tutto sotto controllo. La sua registrazione è quasi completa. Lascia stare, troverò la strada da sola. Non glielo consiglio. Dei sondaggi hanno dimostrato che i consumatori sono stati avvisati quando hanno a che fare con androidi umanoidi di tecnologia avanzata. Gli androidi Z sono inconfondibili, così saprai sempre È un rilevatore. È stato modificato. Si è persa.
Marie, se senti questo messaggio, sto raggiungendo la Sixon Communications. Non ti ho svegliata perché sapevo che avresti cercato di fermarmi. Cerca di capire, questa è la nostra unica chance. Qualcuno deve ristabilire le comunicazioni. Dobbiamo far sapere alle autorità sulla Terra cosa sta succedendo. Non preoccuparti, torno presto. Non lascerò te e Claire da sole. Fammi passare. Sono io, Hugh. Non mi riconosci? Ascoltami. Dobbiamo ristabilire le comunicazioni a lungo raggio. Lei è isterico. Stai indietro, ti avviso. Risolviamo il modo.
So che è qui. Esca fuori. Non posso aiutarti, prima non la trovo. È uno spreco del tempo della Dixon. Potrebbe richiedere la mia attenzione. Mi segua, prego. Lei è intrattabile. Questa non è la soluzione. Lasci che aiuti. Era necessario. Ora tocca a me. Spero che quella questa è una violazione della sicurezza e non sarà tollerata. Perché non chiede a me i protocolli di sicurezza di Sebastopol? Non c'è bisogno di fare così. Dovrò fare l'apporto. No. Questa non è la soluzione. Prego, si calmi. Ora tocca a me. Tu mani. Tu mani.
Andiamo. Sala controllo comunicazioni. Accesso riservato ai dipendenti Sixon. Potete chiedere la mia attenzione. Che cos'era? Cosa ci fa qui? No, no. Riguardo i protocolli di sicurezza di Sevastopol. Dovremmo parlare un po' delle regole di sicurezza. Io e lei. Lei è intrattabile. Questa non è la soluzione. Ora toccarmi da incidenti. Questo allarme non è autorizzato. Aspetta di intervenire. Ci serve aiuto. Ripeto, Samuels! Sei vivo, sono Ripley! Ripley, Taylor e Ripley, eravamo preoccupati, L'ho pensavamo... fatta! Dove siete? Siamo alla stazione di transito, vicino al centro medico. Ok. Samuels, ascolta. Qui non è sicuro. La Sixon ha sigillato questo posto e i suoi androidi vanno in giro ad uccidere gente. È impossibile, è contro i protocolli programmazione L'ho visto, sintetici. Samuels. La Sixon la pensa diversamente riguardo ai sintetici e c'è qualcos'altro qui. Una creatura grossa e letale. Ripley, aspetta, una creatura. Una forma di vita di tipo sconosciuto. Un organismo alieno. È estremamente pericolosa. Tu e Taylor... Ripley, Taylor è ferita. Dei rottami l'hanno colpita nell'attraversamento. Ferite gravi? Non posso muoverla. Servono attrezzature sanitarie. Dobbiamo trattare la ferita e E la passare. Torres? La radio si è rotta. Non riesco a contattare Verlaine. Siamo soli. Cazzo. Ok. Vengo da voi. Ok, ti mando una navetta.